Il 2-2 ottenuto dalla Nuorese contro l'Isola Liri è costato la panchina a mister Guglielmo Baci, che ieri sera ha presentato le proprie dimissioni. La società ha preso atto della decisione e ha provveduto alla scelta del nuovo allenatore. Si tratta di Marco Mariotti, che torna sulla panchina verde-azzurra dopo 21 giornate. Il tecnico romano infatti si era dimesso all'indomani della gara persa per 4-0 sul campo dell'Ostia a Mare. Il nuovo allenatore sarà a Nuoro domani e dirigerà il primo allenamento. La Nuorese con questo cambio in panchina cercherà di tentare fino alla fine di raggiungere la zona playoff, che ora dista a 5 lunghezze. Servirà una vittoria sull'Olbia e una sul Fondi per tentare l'impresa. Quanto alla gara di ieri, la Nuorese ha giocato un buon primo tempo in cui ha ribaltato lo svantaggio, ma nella ripresa, dopo il pareggio degli ospiti, non ha saputo reagire. La cronaca: l'Isola Liri al 7° minuto, con la visibilità al minimo a causa della nebbia, è passata in vantaggio su punizione. Basilico ha sorpreso De Liperi, che a causa della nebbia ha visto la palla solo all'ultimo. La Nuorese reagisce, trova l'1-1 sul rigore, Pugieddu si fionda sulla fascia destra e crossa per Cappai, che viene abbattuto da Sant'Angeli. Per l'arbitro il rigore che l'attaccante verde-azzurro trasforma al 15°. La Nuorese aumenta la pressione al 18° su corner, segna il 2-1 con Bossa, che di testa spedisce in rete un cross di Pugieddu. La Nuorese prova a mettere al sicuro la partita con Pugieddu, che scende sulla fascia e calcia da posizione defilata, ma Caldaroni devia in corner. È il 38°. Sugli sviluppi tiro di Bianchi, ma il portiere controlla senza problemi. Al 42° Pugieddu semina il panico sulla fascia sinistra, salta 2 uomini, ma si allunga la palla sul fondo. Gli ospiti falliscono il gol del 2-2 al 45° con Jukic, che su punizione centra il palo. La sfera colpisce la schiena di De Liperi e finisce fuori di un nulla. Nella ripresa ci si attende una Nuorese arrembante, invece l'Isola Liri a sfiorare il 2-2 al 2° minuto. Azione di Mauriello sulla fascia, ma il cross attraversa l'area e si perde sul fondo. La Nuorese risponde immediatamente con Cadau, ma il traversone dell'attaccante viene intercettato da Ruggeri, che anticipa Cappai e Jeddah. L'Isola Liri trova il pareggio al 7° minuto, Jukic scende sulla corsia a sinistra e crossa per Majorano, che calcia, la palla viene respinta in estremis da Bonu e arriva a Basilico, che realizza a porta vuota. La reazione della Nuorese è debole, al 18° da segnalare un colpo di testa di Cappai, ma la palla finisce fuori. Un minuto dopo gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Gentile per somma di ammonizioni. Ma la Nuorese non riesce a sfruttare la superiorità numerica. I cambi effettuati da mister Guglielmo Baci non servono a modificare l'inerzia della partita. L'ultima occasione arriva al 46° su una punizione di Bianchi, che manda la palla in aria, ma Manca non riesce alla deviazione vincente e l'azione sfuma.